domanda che poniamo questa sera al dottor Liberti, sa chi, dopo la mettiamo, sa chi me l'ha suggerita? Chi gliel'ha suggerita? Questa volta Raffaele Padrone, che è il segretario generale regionale in Friuli Venezia Giulia dell'UGL Polizia. Cosa dice Raffaele, che è il nostro ospite del sabato? L'UGL Polizia rivendica il diritto di sciopero, un diritto violentato, un diritto costituzionalmente garantito per gli altri lavoratori, ma non per le forze dell'ordine. A rivendicare tale diritto ancora una volta il segretario generale regionale del Friuli Venezia Giulia, Padrone. Per il sindacalista della Polizia di Stato la legge di stabilità appena emanata dal governo e che ora va all'esame del Parlamento rappresenta una proditoria mortificazione per gli operatori della sicurezza. Insomma, in sostanza, cosa dice Raffaele Padrone, segretario dell'UGL? La polizia ha diritto di scioperare come tutti i lavoratori. Siete d'accordo? Questa è la domanda che noi poniamo. Diciamo subito che i carabinieri sono la quarta forza, no, armata, e quindi sono militari a tutti gli effetti. La polizia è stata smilitarizzata, non ha più le stellette, tanto per capirci, no? E quindi secondo voi la polizia ha il diritto di scioperare diciamo come tutti i lavoratori? Ieri guardavo Report, sono rimasto incredibilmente scioccato, lasciami ancora questa schermata, nell'ascoltare un senatore dello Stato il quale ha usato uno slang da scaricatore di porto, secondo il mio punto di vista. Era stato un po' pizzicato nel vivo, Ma probabilmente. d'accordo, pizzicato finché si vuole, però dico no, un po' da scaricatore di toscano, e quindi va giustificato. Ma che lui giustifichi il fatto di averne cassato 800.000 euro in nero, dice no, sì è vero, ma tanto per fortuna è accaduto si ricorda, cioè mi pare, insomma, non mi pare sia sì, non 800 lire, 800.000. Sì, vabbè, quello diciamo è solo la punta dell'iceberg, perché poi sono state lista, il report lo ha detto, insomma lo ha messo nero su bianco, Verdini giustamente si è difeso, però insomma diciamo che c'è tutto un percorso, ecco, poco chiaro e trasparente. Sì, per dirti, no, come a volte, no, per esempio, lasciami sempre questa, io per esempio, poi Twitter si è scatenato 4-5 cani sciolti contro il sottoscritto, li ho bloccati, prima ho risposto e poi sono come carogna, no? Prima rispondi e poi blocchi, quindi loro, quando io ho detto no, che bisogna ringraziare le forze dell'ordine per quanto è accaduto a Roma, nel senso che non è accaduto nulla, no? Vedere, no, queste forze dell'ordine impietrite, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia, quando venivano fatti oggetto, no, di lanci di sassi, di pietre, di fumogeni, vedevano più i ragazzi che si avvicinavano e li tiravano contro tutto questo, no, la prossima volta usate le pallottole di gomma come in tutti gli altri paesi del mondo, non fanno, cioè fanno male, ma non uccidono, no? Una battuta, apriti il cielo, e questo è il fatto, no? In questo paese è così, la polizia è carne da macello. Io mi ricorderò sempre gli scritti di Pierpaolo Pasolini, no? Ovvio, io non posso nemmeno legargli le scarpe a Pierpaolo Pasolini, però io ho scritto a un soggetto, ho avuto una di parlare, ovviamente ero ragazzino, tanto per essere chiari, ma tant'è, chiedo a voi se la polizia ha diritto